Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis ed è gratis anche il gruppo Telegram, link in descrizione. Ragazzi, dopo il video di ieri sullo sfogo su Victor Osimhen, vuoi o non vuoi, lì ero incazzato nero. Comunque c'è forse chi se la sta passando peggio di noi nelle ultime 24 ore, perché ieri sera ha dato la notizia anche Sky TG24, il Real Madrid ha ufficialmente messo sul piatto 160 milioni di euro per chi? Per Kylian Mbappé, ragazzi. L'attaccante del Paris Saint-Germain sarebbe stato accostato molte volte durante il corso di questo calciomercato estivo proprio alla squadra di Florentino Perez. Florentino Perez che un anno fa, meno di un anno fa, quest'estate diciamo, era propenso a fare la Superlega perché era pieno di debiti, non aveva soldi per pagare gli stipendi e ora vuole sborsare 160 milioni per acquistare Kylian Mbappé. Dove sta la cosa che fa preoccupare i tifosi juventini? Nelle ultime ore sono uscite delle foto del fratello del presidente del Paris Saint-Germain che ha messo una foto di Cristiano Ronaldo e Messi insieme, e questo, a detta di molti anche per Sky, è un indizio di mercato ed è giustissimo, perché sappiamo che lui aveva già postato un tweet dicendo che Messi sarebbe andato al Paris Saint-Germain e così è stato, e quindi si stanno iniziando a preoccupare i tifosi juventini. Giustamente mi sarei preoccupato pure io se fosse arrivata una proposta di 60-70 milioni per il Koulibaly, a quel punto mi sarei preoccupato, però sappiamo che Cristiano Ronaldo si è già espresso, ha detto io non ho contrattazioni con altre squadre, per ora penso solo alla Juventus. Nedved ha parlato anche e ha detto Cristiano Ronaldo rimarrà, non vi preoccupate, rimarrà alla Juventus. E quindi da parte della società Juventus c'è questa tranquillità per far rimanere Cristiano Ronaldo, ma se poi andiamo a vedere i fatti, con l'Udinese è stato in panchina, è entrato negli ultimi minuti, ci sono tante cose, tanti fattori che ti portano a pensare che Cristiano Ronaldo possa abbandonare la Juventus. Da tifoso napoletano vi posso dire che godrei qualora Ronaldo andasse via dalla Juventus, però da una parte, da tifoso e amante del calcio, posso dire cazzo, questi si stanno comprando Messi, Ronaldo, hanno Di Maria, hanno Donnarumma, hanno Sergio Ramos, hanno il mondo, hanno Wijnaldum, hanno il mondo praticamente. Ora se prendono anche Cristiano Ronaldo, lì oramai non è più calcio, ragazzi, lì è solo andare lì, buttare i soldi sul tavolo alla Juventus e prendersi il giocatore. Stessa cosa per il Real Madrid. Come già detto, si rompeva i coglioni che non avevano i soldi, intanto hanno aumentato la capienza dello stadio, ora hanno buttato sul piatto 160 milioni per Mbappé, quindi tutta questa crisi che loro ti vogliono fare credere allora forse non c'è, va bene? E come detto, a me mi dispiace qualora Ronaldo dovesse lasciare la Serie A, perché giustamente è sempre un campione, è sempre uno dei migliori al mondo, se non il primo, addirittura il secondo migliore al mondo, però sarei curioso di vedere Messi e Cristiano Ronaldo insieme. Su quello sarei molto curioso per vedere come giocano, si adatteranno tutti e due, si passeranno il pallone, il Paris Saint-Germain vincerà questa benedetta Champions League dopo aver speso tanti soldi. Staremo a vedere, manca poco alla fine del calciomercato, però ragazzi, questo è un colpo che se va in porto del Real Madrid, la Juventus dovrà iniziare ad avere paura. Sempre e comunque forza Napoli, anche se in questo caso non si sta parlando di Napoli ma si sta parlando della nostra rivale, della Juventus. Ti ricordo di iscrivervi al canale che tanto è gratis, quindi sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926, ciao a you!